ragazzi, buon inizio settimana a tutti, facciamoci un bello segno alla croce. Eppure se non ci facciamo, aiutando a arriviamo arrivo stesso. Quindi ragazzi, mi raccomando, grinta e positività, sempre. Ragazzi, io stamattina, non lo so, mi sento di dire due parole a una categoria di automobilisti. Ragazzi, i padroni della strada. E chi sono questi padroni della strada? Guarda caso, sono sempre quelli che tengono in macchine enormi. O quelle, quelle, no? Femmine e maschio, faccio distinzione. Oppure quelli là che tengono i furgoni. Aiuto, come si può fare? Quelli che i furgoni si piazzano sempre dagli incroci dove tu non hai più la visibilità. Non sai, ti devi buttare nel nulla. E io l'ultima volta per fare una cosa del genere ho fatto un incidente. Che stamattina una cosa del genere, se io mi è successo una cosa del genere, se io avessi potuto fermare la macchina, non vi dico che cosa avrei detto a questo individuo, non ve lo dico proprio, però purtroppo certe volte state per strada e non vi potete fermare. E quindi si è salvato questo cristiano. E poi ragazzi, io dico, cioè ci vuole anche un criterio logico. Le persone anziane, io voglio bene tutti gli anziani, cioè i genitori anziani, però voglio a una certa età, a patente, la da mettere in due cassette, non vi potete ostinare a guidare fino a tarda età. E non sto parlando di me, che io già che ho, diciamo, ancora un'età, per così dire, plausibile per poter guidare, eppure sono già un po' a volte un pericolo. Però vi posso garantire che purtroppo noi a volte dobbiamo fare i conti anche con le persone anziane che girano nelle macchine e possono veramente fare danno, ragazzi. Non è cattiveria verso gli anziani, però è anche per la loro tutela, lo dico. Vabbè, io stamattina niente, non voglio farvi a capatant come sempre. Vi saluto e lei la riceve queste due cose, tenevo qua e quando ci voglio ciao.